Aspetta. Abbiamo la fotocamera con lui, lo sai. La fotocamera con lui. Piacere di fare di avere tutti maestro di Roma Tacchera e poi Laura Giuliani fa il suo ingresso nel cancro quale si esibirà. Laura nasce nel mondo della danza a 13 anni, da 13 anni esercita rappresentazioni teatrali. Ma nel percorso della sua carriera è capitato di incontrarsi con dei cavalli con un esempio di questo che determina la passione per il cavallo si è lasciata affascinare dalla nostra Guardatevi le mani, forza! Sono venuti dal continente per fare vedere qualcosa di nuovo, a parte che non abbiamo nulla da insegnare alla Slovenia, il fatto di cavalli e mondo, però questo è qualcosa di diverso. Che meraviglioso connubio tra la ballerina e la volta classica, la volta western. Molta da lavoro questo, molta da lavoro sudamericano e l'audio gli applausi. Il cavallo viene comandato solo dalle gambe, ogni movimento delle gambe del bacino dà un comando al cavallo che si sposta tutto, si ferma, arretra. Sono cavalli che vanno lavorati per ore e ore e ore. Vediamo che sono
soprattutto lo spettacolo, ma anche quelli che effettivamente facevano il lavoro duro di quello della magia. Brava, brava. Un applauso ancora per lei. Bacchina, ora qualche parola. Un applauso al maestro Daniele Compito, che porta a ballare un grande ispanico di 14 anni, grigio, meraviglioso, e saluta il pubblico che si attende a cavallo. Levantate il primo, e già cambia il gallo, poi per lo saones e insegna il cavallo. Alza il cugino, che già canta il gallo, metti i gambali e segna il cavallo. Significate così inizia una poesia andalusa che parla della vita del vaquero, che riceveva i genitori allo stato grave del sud della Spagna. L'unico compagno, il suo cavallo, Guido, presueto, l'unico strumento di lavoro è la sua carrozza. Strumento essenziale per guidare il bestiame. Nei giorni di festa, ecco, il paese mostra la carrozza, adesso come si utilizza la carrozza si usa per unire la macchina però nei giorni di festa il cavallo è ancora accanto all'uomo, pronto ad accompagnare il suo padrone vestito con gli abiti tradizionali della Sono tutti giochi che la domenica il vaquero si divertiva. Infatti si sfidavano nelle assolate piazze con gli altri vaquero di prove di abilità come appunto la carrozza o di gare in preparazione per i propri cavalli. Ed è così che è nata la monta vaquera, la madre di tutte le monte da lavoro nel mondo. Ed ora il maestro Daniele Compito si sta mostrando come appunto va utilizzata la carrozza. Il maestro Daniele Compirossi proviene dalla monta da lavoro tradizionale, la Maretto. Nel 96 il campionato europeo di monta da lavoro Sicilia, San Portogallo, medaglia d'argento. Adesso ci sono mesi sui cavalli e attualmente è campione italiano del monta vaquera nel 2006 e nel 2007. Abbiamo un grande professionista. Forte a questo campione, buona carica. Guardate il cavallo come si muove, leggero, sciolto, non ha nessuna costruzione.
ha voglia di giocare e lavorare con il suo cavaliere, che dolcemente lo comanda. Voi che siete esperti siete accorti come sono leggeri, delicati i comandi del maestro Monterossi con il suo cavallo. Un buon cavaliere non deve mai far vedere agli altri quando dà gli ordini. Maestro Daniele Pontirossi, l'applauso del pubblico di Sardegna Grande. Mi sta arrivando Lorenzano. Lei Moreno, con i cavalli sta arrivando. Quelli neri. Moreno Lorenzano, con Agosti Renato e Mattia Laglievo. Anche loro con l'applauso che si sono incontrati a America. Con Moreno è il primo. Ma dietro dovrebbe essere Giacomo. Non c'è Giacomo. Parrebbe visto che sono così tranquilli, così sereni, ma sono sicuramente cavalli molto lavorati, abituati a stare vicino. Non ha portato però quello con la criniera. L'applauso per Mattia Allievo, e vedrete che cosa sa fare anche questo allievo Sant'Luciano. Politico il sogno del maestro Moreno Lorenzano. C'è una scuola di equitazione, sono corsi base per i bambini e per gli adulti, preparazione agonistica e spettacoli per cavalli e cavalieri, corsi di lavoro in piano e stage alla scuola Roma in Orchia, fiore all'occhiello di questo centro. I corsi vengono tenuti personalmente dal maestro Lorenzano. Maestro Lorenzano monta l'atto, la suo tecnico Renato Agosti monta l'Inferno e Mattia Relli. Stanno presentando un passo. Prego il maestro riesce anche a farlo sollevare. questa è alta scuola, signori.
Facciamo una correzione al momento. Il maestro Moreno Laurenzano cantando solo, Renato Agosti Ziffer e Mattia Ricci Reggio. Abbiamo fatto uno scambio. Giacomo lì ma non è stato. Si deve Apa betul ah? Facciamo un po' di applausi pubblico. Non è una cosa migliore che si può vedere una cosa del genere, una scuola, quello di Mattia mi piace. soprattutto incoraggiare Mattia, il più piccolo, che è già un grado di maturazione e complesso eccezionale. Grazie maestro. Così che salutano il pubblico, il maestro Moreno Laurenzano, il tecnico Renato Agosti e l'allievo Mattia Albisi. Moreno Laurenzano, Agosti Renato e Mattia Albisi. Che bello. Ed ora la voce. Ora darà un saggio di Monta Lavora Sarda. Monta ovviamente è un cavallo anglo-arabo sardo con la tipica baldatura, con il suo costume caratteristico. Ed è visto che la vita da Mandria col bestiame non era abbastanza dura, in Sardegna avete una sella che è terribile, bellissima ma terribile. Pezzo di legno. Infatti monta su una sella che mette su Gerdazzi, la sella che stila proprio Sarda, di tutta le zone della Sardegna.
chiama Sudazzo, Serdazzo, forse da qualche altra parte avrà anche qualche altro piccola variazione, ma è sempre la sella antica, sella del lavoro del cavaliere sardo. Chiamato in parecchi modi, ma quella è. Dura come era dura, ed è dura tutt'oggi la vita di chi segue le pecore, di chi sta in campagna tutto il giorno e segue le sue gregge di pecore. Lui si sta mostrando come con questi passi laterali come si poteva spostare non immaginandolo, veramente con gregge, e tutti questi movimenti servono proprio a spostare il gregge da una parte all'altra, a dividerlo, tenendo un po' gli archi come di andare a recuperare il capo che si è perso e che chiaramente non deve essere recuperato ad ogni costo e riportato con gli altri capi. Un applauso a Gesuino Carrino. Gesuino è un uomo sardo di poche parole, però quando monti in sella Non parla, canta a questo punto. e fa cantare e ballare il suo Il suo cavallo. cavallo che va proprio al ritmo della nostra musica tradizionale. Grazie Gesuino. Ma non è finita qui, perché adesso, come vedete, hanno a fianco al cavallo che montano un altro cavallo tenuto alla corda. E questa è una forma di preparazione del cavallo, cioè far seguire il cavallo da domare, da preparare, a fianco al cavallo che è già pronto, al cavallo che già ha tutte le caratteristiche per essere utilizzato nel lavoro. Quindi, ecco, Alessandro già dà prova della docilità del suo cavallo, di come è insegnato ad essere pronto ai suoi comandi ed è riuscito a farlo sbagliare nel giro di pochi secondi. Guardate, fermo, dinamico, fare dinamico, non si muove per niente. Però ogni tanto Alessandro questa cosa ha fatto cambio che, guardate, è riuscito a far svegliare anche il cavallo che montava. E adesso tranquillo, fa un riposino. Il cavallo pronto a tutto per il suo padrone. Non è sicuramente una cosa facilissima far fare questi lavori a
questi splendidi animali. Abbiamo tutti l'intelligenza del cavallo, ma c'è bisogno di un'estrema fiducia dalla bestia e dal padrone, che qui si deve tutta una fiducia reciproca. Ora Alessandro che fa? Con il testo di Dani? Si fa abbracciare dal suo cavallo, si bello tranquillo, non gli crea nessun problema. Che devo fare Alessandro? Vuol dormire? Eh sì, stanco dalla lunga giornata, si riposa e come poltrona utilizza il suo cavallo. E il suo cavallo le concede anche questo. Mentre l'altro ancora è immobile, non si muove per niente. Anche qui signori ci sono ore e giorni di lavoro, mesi per riuscire a fare questo col proprio cavallo o col cavallo sotto mano al fianco, per insegnarle tutto quello che sarà dopo quando verrà messo a sera. Ma questa è anche la particolarità dei nostri anglo-arabo-sacri, che sì, sono cavalli anche negrini, però una volta Il vostro pubblico, i vostri cavalieri, i vostri cavalli! danno il cuore per il padrone. Ma che fa ora Alessandro? Guardate, è possibile fare foto con cavallo? Che cosa si cavallo, soprattutto il cavallo, guardate. Una tranquillità. Bene, solitamente Candido con questo suo ultimo numero conclude il suo show, però Alessandro ne pensa un'altra. Guardate il terzo cavallo, ora ha deciso di alzarsi, ma era a terra, tranquillo. Adesso che fa Candido? Ah, vuole montare a cavallo e quindi... Può essere più buono. beh, certo. Un applauso a Candido Degliana. Un attimo, anche Alessandro deve montare a cavallo. Quindi fa avvicinare con tutta tranquillità. Invitiamo Gesuino a entrare in campo per fare il rush finale. Gesuino, Forza Gesuino! in campo per i saluti al pubblico. Il Sardegna Cavalli 2009. E anche per te ci saranno gli applausi di questo splendido pubblico sedente le tribune di questa 10ª edizione di Sardegna Cavalli. Grazie maestro. Grazie alla team Alessandro Degliana, ricordiamovi Alessandro Angoni e Gesuino Chiaretta, un team Igea che arriva da San Giovanni Suerti. Bravi ragazzi! Di sinistra o quella? Quella dove sei seduta. Cioè sai che mandano a casa le Ah, foto? certo. Nella Che prima l'ho fatto o le nella foto seconda? le mandano a casa, non a casa Adesso così. le mandano le Gemo nel computer le mandano le super foto. Ed ora Sai, il maestro Aurelio Lorenzano con questo numero vuole far ricordare che nel mondo esistono bambini meno fortunati a cui non è concesso nemmeno un semplice gioco, un giro tondo, cantare mano nella mano, sorridere. E Giacomo? Ora cediamo il microfono momentaneamente al tecnico di Monta Minorchina
Agosti, che lui spiegherà alcuni passi particolari che farà il maestro Moreno Laurenzano. A te, Renato. Quando entrerai i bambini, il maestro Moreno Laurenzano eseguirà delle istruzioni come per proteggere questi bambini, come in questo caso una poggiata in diagonale al passo. La stessa figura nella mano opposta. Contro appoggiata e giravolta. Sto seguendo a lui. Bloccando i posteriori facendo far ruotare il cavallo. Vabbè. Quindi con i bambinetti sta entrando, vedi? Con lei. Sembra Giorgia. Invece lei, con la vista sarda, è la ragazza di Chilolo. Maglietta blu. Chilolo, lo conosci? Lei sta di San Basilio. Ora cercare di ripetere le stesse figure dal passo normale a un tratto allungato, poi un galoppo molto riunito questo, appoggiato al galoppo fino a entra il galoppo e vado. Quel vestito è un po' in... Ragazzi sardi dal paese di Sueli. È stato fatto questo dato che tra Oristano, la zona di Oristano e Minorca c'è un gemellaggio da diversi anni. Abbiamo pensato bene di fare una cosa giusta per richiamare le due nazioni e due paesi molto vicini di tante tradizioni. Facciamo notare l'abito reale d'alta scuola che
appunto su il Moreno Laurenzano e porta adesso davanti Giorgia Di Virgilio che veste il tradizionale abito sardo originario di Suelia. E i bambini che hanno giocato e hanno avuto dal maestro Laurenzano un cavallo, un cavallino in dono, proprio quello che molti bambini non potranno mai avere. Bene, salutiamo il maestro Moreno Laurenzano, Giorgia Di Virgilio e tutti i bambini del mondo con questo applauso, quelli soprattutto molto sfortunati purtroppo, non come i nostri che hanno tutto e più di tutto. Ed ora avremo un assaggio dello spettacolo che si terrà alle ore 20, un assaggio dello spettacolo Profumo di Mirta dell'associazione Montasardo al Lavoro di Palmas Arborea e vedremo per un attimo anche i Mamuzones di Sangue. Allora io non ci vado Che notte, sì, lo fanno di notte. Come dice, andiamo a fare un giro delle altre cose che sono le stand, ce l'ho profilato per un po'. Vorrei stare ancora qui. Oh no, lo vedo, aspetta. Ah, guarda Giorgia. Allora, in campo sono rientrati il maestro Laurenzano, il maestro Questo è Giacomo. scusate ma abbiamo un po' il programma. Allora, il maestro Laurenzano monta sempre con il suo stallone con l'abito regale di alta scuola spagnola. Renato Alghisi invece ha la sua normale divisa minorchina dell'Ottocento. Giorgia Di Virgilio che monta dietro a Renato in abito sardo originario da un costume di Sueli, del paese di Sueli. Ecco Giorgia, che sta in piedi sui due cavalli, tranquilla, con il suo costume tradizionale suelli e si fa un giro. È sicuramente una Amazzone che fa famiglie, perché soltanto chi fa famiglie può stare così in piedi sul cavallo. Ecco il maestro, ha dato un saggio della sua bravura con la levada, che non è una
cosina facile da fare. Ora però ha gettato il cappello, mi sa che sta... vero? Moreno, però attenzione Moreno, Guardate cosa fa, guardate, forza pubblico! Guardate cosa sta facendo. Questa è una signora velata. Ieri sera quando ha finito il numero, il maestro Lorenzano Allora scusate, c'è stato un blackout di comunicazione. Dicevo che il maestro Lorenzano ieri sera alla fine dello spettacolo, appoggiando la sua schiena sulla groppa del cavallo. Chiamiamo in campo l'associazione Montasarda della Lavoro. Ricordiamo questo gentilissimo pubblico infugato dallo spettacolo che dovremo eseguire dopo. Olha!
non è morta! Allora, Non è morta! Tony, come? Questa va qua che acqua. È morto. No, È morto. aio, che lì c'è? Aio, può passare. No, Bene. no, un orso vai, un vanda. Ecco, Papricadine. Oh yeah! E vai! Ma che sicuro tu è? Sei spinto e non ci dà fatta respirare. Ma che sicuro tu è? Ah? Ah, fondi. Il diritto di immagine rispetto
Facciamo la correzione al momento. Il maestro Moreno Laurenzano, Sandro Solon, Renato Agosti, Zipper e Mattia Ricci. Abbiamo fatto uno scambio. Giacomo lì ma non è stato si deve riesce anche a farlo sollevare. Questa è alta scuola, signori. Facciamo la correzione al momento. Il maestro Moreno Laurenzano, Sandro Solon, Renato Agosti, Zipper e Mattia Ricci. Abbiamo fatto uno scambio. Lo vedi dietro. Giacomo lì ma non è stato si deve Sta buttava. Come si utilizza la veloce accessibilità per unire la mancia, però nei giorni di festa il cavallo è ancora accanto all'uomo, pronto ad accompagnare il suo padrone vestito con gli abiti tradizionali della
lascio l'altro piazzo con gli altri vaquero, mi trovo abilitato appunto la carrozza o inviare in preparazione i propri cavalli. Ed è così che è nata la monta vaquera, la madre di tutte le monte da lavoro del mondo. Ed ora il maestro Daniele Conti sta mostrando come appunto va utilizzata la carrozza. Il maestro Daniele Conti proviene dalla monta da lavoro tradizionale, la Maretta. Nel 93 il campionato europeo di monta da lavoro Sicilia, Sposantere, Portogallo, medaglia d'argento. Adesso ci sono 11 cavalli e attualmente è campione italiano di monta vaquera nel 2006 e nel 2007. Abbiamo un grande competizione. Quel vestito è un po' in... Ragazzi sardi del paese di Sueli. È stato fatto questo dato che tra Oristano, la zona di Oristano e Minorca c'è un gemellaggio da diversi anni. Abbiamo pensato bene di fare una cosa giusta per richiamare le due nazioni e due paesi molto vicini di tante tradizioni. Facciamo notare l'abito reale d'alta scuola che appunto ha su il moreno laurentano e porta adesso davanti Giorgia di Virgilio che veste il tradizionale abito sardo originario di Sueli. E i bambini che hanno giocato e hanno avuto dal maestro laurentano un cavallo, un cavallino in dono, proprio quello che molti bambini non potranno mai avere. Bene, salutiamo il maestro moreno laurentano, Giorgia di Virgilio e tutti i bambini del mondo con questo applauso, quelli soprattutto molto sfortunati purtroppo, non come i nostri che hanno tutto e più di tutto. Ed ora avremo un assaggio dello spettacolo che si terrà alle ore 20, un assaggio dello spettacolo Profumo di Mirta dell'associazione Monta Sarda da Lavoro di Palmas Arborea e vedremo... Ecco il maestro, ha dato un saggio della sua bravura con la levada.
che non è una cosina facile da fare. Ora però ha gettato il cappello, mi sa che sta... vero? Moreno, però attenzione Moreno, Guardate cosa fa, guardate, forza pubblico! Guardate cosa sta facendo. Questa è una signora velata. Ieri sera quando ha finito il numero, il maestro Allora scusate, c'è stato un blackout di comunicazione. Dicevo che il maestro Laurenzano ieri sera alla fine dello spettacolo, appoggiando la sua schiena sulla groppa del cavallo. Chiamiamo in campo l'associazione Montasarda della Lavoro. Laura è giovane, ma è una promessa come figura durevole. Brava Laura. Forza pubblico, saldatevi le mani, forza! Sono venuti dal continente cercando di vedere qualcosa di nuovo, a parte che non abbiamo nulla da insegnare alla Slovenia, il padre di cavalli e mondo, però questo è qualcosa di diverso. Sappiate che nell'avvenuto connubio la ballerina e la volta classica, la volta western. Guardate, senza mani, con il cavallo, e lui stesso come esegue i comandi di Laura. Queste sono delle figure della monta da lavoro western, monta da lavoro americana e l'audio applausi. Il cavallo viene comandato solo dalle gambe, ogni movimento delle gambe del bambino dà un comando al cavallo che si sposta tutto, si ferma, arretra.
cavalli che vanno lavorati per ore e ore e ore, sia vediamo che sono atti soprattutto allo spettacolo, ma anche quelli che effettivamente facevano il lavoro più duro di quello della magia. Brava Laura, un applauso ancora anche per lei. Ora qualche parola. Un applauso al maestro Daniele Compito, che volta a ballare un anglo ispanico di 14 anni, grigio, meraviglioso. Guardate, 6 domani, il cavallo e lui stesso come i comandi di Laura. Queste sono delle figure della monta da lavoro western, monta da lavoro americana, dell'auto applausi. Il cavallo viene comandato solo dalle gambe, ogni movimento delle gambe del bambino dà un comando al cavallo che si sposta tutto, si ferma, arretra. Sono cavalli che vanno lavorati per ore e ore e ore, sia vediamo che sono atti soprattutto allo spettacolo, ma anche quelli che effettivamente facevano il lavoro più duro di quello della magia. Brava Laura, un applauso ancora anche per lei. Ora qualche parola. Un applauso al maestro Daniele Compito, che volta a ballare un anglo ispanico di 14 anni, grigio, meraviglioso, e saluta il pubblico che si attende a cavallo. Levantate tutto, è già andati al taglio. Ponte lo saones e insegna il cavallo. Alza il cugino che già canta il gallo. Metti i gambali e sembra il cavallo. Questo significato così inizia una poesia andalusa che parla della vita del vaquero, che acquisisce le mani dei genitori allo stato grave del sud della Spagna. L'unico compagno suo cavallo, fido e mansueto, l'unico spunto di lavoro è la sua carrozza. Strumento essenziale per guidare. Guarda ancora con 2 passi. La sicurezza del maestro. Guarda cosa fai. Guarda che guarda, vero? Metto che pallino, vedi? Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Cavallino. Quel vestito è un po'
lasciarvi dal paese di Sueli. È stato fatto questo dato che tra Oristano, la zona di Oristano e Minorca c'è un gemellaggio da diversi anni. Abbiamo pensato bene di fare una cosa giusta per richiamare le due nazioni e due paesi molto vicini di tante tradizioni. Facciamo notare l'abito reale d'alta scuola che appunto ha su il Moreno Laurenzano e porta adesso davanti Giorgia Di Virgilio che veste il tradizionale abito sardo originario di Sueli. E i bambini che hanno giocato e hanno avuto dal maestro Laurenzano un cavallo, un cavallino in dono, proprio quello che molti bambini non potranno mai avere. Bene, salutiamo il maestro Moreno Laurenzano, Giorgia Di Virgilio e tutti i bambini del mondo con questo applauso, quelli soprattutto molto sfortunati purtroppo, non come i nostri che hanno tutto e più di tutto. Facciamo una correzione al momento. Il maestro Moreno Laurenzano sta montando solo Renato Agosti Zipper e Mattia Luigi. Abbiamo fatto uno scambio. Giacomo lì ma non è senza pagare. Si deve Sta buttò. Facciamo un po' di applausi pubblico. Non è una cosa migliore che si può vedere una cosa del genere, soprattutto incoraggiare Mattia, il più piccolo, che è già un grado di maturazione e eccezionale. Grazie maestro. Così che salutano il prodotto, il maestro Moreno Laurenzano, il tecnico che nel mondo esistono bambini meno fortunati.
a cui non è concesso nemmeno un semplice gioco, un giro tondo, cantare mano nella mano, sorridere. E Giacomo? Ora cediamo il microfono momentaneamente al tecnico di Monta Minorchina Agosti, che lui spiegherà alcuni passi particolari che farà il maestro Moreno Laurenzano. A te, Renato. Quando troverai i bambini, il maestro Moreno Laurenzano eseguirà delle istituzioni come per proteggere questi bambini, come in questo caso un'appoggiata in diagonale al passo. La stessa figura, una mano opposta. Contro appoggiata e gira volta. Lo sto seguendo a lui. Bloccando i posteriori facendo far ruotare il cavallo. Vabbè. Quelli con i bambinetti, sta entrando, vedi? Con lei. Sembra Giorgia. C'è Michela. C'è anche Michela. Il cavallo sembra che danza sulle quattro gambe. C'è un passo di sostenuto e un passo su passo. L'eleganza del cavallo. Poi c'è quell'altra bambinetta. La figlia di Costantino. Quella bambinetta, la figlia di Costantino. Invece lei, quella vestita come sarda, è la ragazza di Chilo. Maglietta blu. Chilo, lo conosci? Sì, lei sta di San Basilio. Vuole cercare di ripetere le stesse figure. Facciamo una correzione al momento. Il maestro Moreno Laurenzano cantando solo. Renato Agosti Ziffer e Mattia Io. Abbiamo fatto uno scambio. Lo vedi dietro? Giacomo lì ma non è senza cavallo. Si deve fare Sta buttava.
Sentiamo un po' di applausi pubblico. Non è una cosa meravigliosa che si può vedere una cosa del genere, a scuola. Quello di Mattia mi piace di più. Quello di Mattia. Soprattutto incoraggiare Mattia, il più piccolo, che è già un grado di maturazione e di testo eccezionale. Grazie maestro. Così che salutano. Di sera alla fine dello spettacolo, appoggiando la sua schiena sulla groppa del cavallo. Chiamiamo in campo l'associazione Montasarda del Lavoro. Ricordiamo a questo gentilissimo pubblico curato dallo spettacolo che potremo eseguire dopo.
Lorenzano eseguire delle esecuzioni come per proteggere questi bambini, come in questo caso un'appoggiata in diagonale al passo. La stessa figura, una mano opposta. Contro appoggiata e giravolta. Lo sto seguendo a lui. Bloccando i posteriori facendo far ruotare il cavallo. Dov'è? Quelli con i bambinetti, sta entrando, vedi? Con lei. Sembra Giorgia. Sì, c'è Michela. C'è anche Michela. Il cavallo senza pedanze sulle quattro zampe. C'è un passo di sostenuto e un passo si fa. L'eleganza del cavallo. Non hai visto il sardo di quelli. Poi c'è quell'altra bambinetta. La figlia di Costantino. Quella bambinetta, la figlia di Costantino. Invece lei, quella vista in costume sardo, è la ragazza di Chilo. Maglietta blu. Chilo, lo conosci? Sì, lei sta di San Basilio. Ora cercare di ripetere le stesse figure dal passo normale a un troppo allungato, poi un galoppo molto riunito questo, appoggiato al galoppo